Assoturismo e Confesercenti Veneto, in occasione della presentazione del dossier sulla tassa di soggiorno, ha presentato il bilancio dall'applicazione, ripristinata in Italia a partire dal 2012 e a Roma già dal 2011. Sono circa 780 milioni di euro sottratti in 3 anni ai consumi turistici. L'assessorato come pensa di reagire? L'assessorato a livello proprio regionale vuole omogeneizzare questa tassa, vuole che tutti i comuni la applicassero, perché come spiegavo antecedentemente la tassa in certi comuni viene applicata, limitrofe un altro che non la applica e quindi uno è penalizzato e invece uno lo incassa. Incassare vuol dire certe volte che il turista non viene su quel comune ma va su quello limitrofo perché costa meno. Quindi a livello nazionale come si vuole procedere? A livello nazionale noi stiamo cercando con un fondo tramite la Cassa Depositi e Prestiti, se c'è la possibilità, che questi soldi siano reinvestiti nelle strutture, che il trasferimento di questa tassa di soggiorno venga messa dentro nel Cassa Depositi e Prestiti, che possa rifinanziare in modo molto cospicuo tutte le ristrutturazioni, le strutture che in questo momento hanno bisogno di un aggiornamento. Il turismo è il settore più importante su cui puntare per lo sviluppo dell'intera economia della regione Veneto, prima in Italia per presenze turistiche. Non può essere penalizzato dalla tassa di soggiorno, soprattutto in questa fase difficile di congiuntura economica. Avrebbe bisogno di incentivazioni e politiche adeguate invece di compromettere la competitività. I comuni sono visti i soggetti che inventano tasse, in realtà i comuni sono purtroppo i soggetti che sono costretti ad applicare le tasse proprio per il completo taglio dei trasferimenti statali. Se i comuni sono costretti anche ad applicare questa tassa è per riuscire a garantire almeno un minimo di livello di servizi. Quindi lo Stato centrale ha ripristinato questa tassa per coprire le proprie, come dire, mancanze. Un'imposta nata con lo scopo di assicurare agli enti locali le risorse per potenziare i servizi turistici, migliorare l'offerta culturale e i servizi pubblici, ma che ha finito per essere interpretata quale una dei tanti canali di finanziamento degli enti locali, trasformandosi da tassa pro turismo a tassa sui turisti. Le risorse devono servire a ottimizzare e a sfruttare i brand importanti che ci sono intorno e insieme farci crescere, diciamo, una realtà economica intorno a, si è parlato per anni dell'entroterra della Costa Azzurra, che per primi hanno fatto sistema, hanno fatto una filiera per cui sono riusciti a spostare il turismo a 10-20 km all'interno. Lo stesso potremmo farlo noi. È evidente che le eccellenze come Venezia, come il Veneto, come alcune località italiane sono importanti, però allo stesso tempo bisogna riuscire anche a investire sugli altri tipi di turismo, a cominciare dal balneare, perché poi lì si fanno i grandi numeri e allora una volta che si fanno i grandi numeri ci sono le risorse per l'agricoltura, per l'industria, per le spese, per il commercio, è una catena che si autoalimenta.